Il piede piagato di un anziano con segni di decubito sul tallone. L'arto ha delle croste che escono dalla benda e le lenzuola sono luride. Come se non bastasse, sul letto camminano alcuni piccoli vermi. Non siamo in un ospedale di guerra o del terzo mondo, ma a Vicenza. Solo l'ispezione della regione dirà cosa è successo alla residenza per anziani non autosufficienti San Camillo. La struttura dell'IPAB è gestita in appalto da una cooperativa di servizi di Padova, già diffidata a inizio settembre dall'ente vicentino per circa 100 reclami ricevuti in 2 mesi. Ormai sono mesi che si continua a parlare del San Camillo e questa è l'ulteriore situazione che lascia un po' sconcertati e anche amareggiati, insomma. Se arriverà piena conferma di quanto ho visto nel video, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, manderemo tutti a casa. Non ci sono se o ma davanti a dei vermi che lambiscono le ferite di un anziano allettato. Il CDA dell'IPAB aveva inviato una settimana fa una diffida alla cooperativa per schede mediche non compilate, mancato controllo del peso dei pazienti e sottovalutazione della cura degli ospiti. Ora la misura sembra colma. Il presidente fa capire che il contratto verrà rescisso al più presto. Quello che conta per noi è la salute dell'ospite. Questo viene sopra qualsiasi tipo di questione organizzativa e quant'altro. Intanto CGIL, CISL e UIL di Vicenza in una nota puntano il dito sulle gare al massimo ribasso che, dicono, non garantiscono la qualità dei servizi. Anche il sindaco Achille Variati chiede a ULSS e IPAB un'indagine per verificare se si tratti di un caso isolato o di una situazione generalizzata. Entrambe comunque inaccettabili e senza giustificazioni per servizi di questo genere rivolti a utenti deboli e fragili. L'IPAB di Vicenza ricorda come per tradizione l'ente usi metodi di cura e assistenza agli anziani molto diversi e riconosciuti da sempre all'altezza. Al momento non ci sarebbe nessun esposto alla magistratura, anche se all'IPAB non escludono altri gravi casi di mala assistenza agli anziani ospiti del San Camillo. Ma io non mi stupirei di niente, sinceramente.